Ha preso il via con un incontro istituzionale al Comune di Cagliari a cui ha partecipato il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, la ricca agenda di appuntamenti elettorali degli azzurri in Sardegna a sostegno del candidato presidente del centrodestra Paolo Truzzu. Ringraziamo tutti che hanno facilitato poi questo momento di unità, si è discusso molto, io faccio anche responsabile enti locali di Forza Italia, quindi ho seguito un po' tutto il confronto. Poi alla fine noi abbiamo un candidato unico, che è Truzzu, che ha svolto il mandato di sindaco come è noto. Forza Italia ovviamente cerca il suo spazio, quindi sono qui anche per incontrare i nostri candidati di Cagliari, delle varie province che incontrerò da qui fino a sabato, ma anche operatori economici, ci confronteremo con i balneari, con gli agricoltori, con tante categorie in tutte le province della Sardegna e anche a Cagliari. E quindi abbiamo svolto anche un ruolo di responsabilità, perché potevamo anche noi proporre personalità, però poi si deve trovare una sintesi. La sinistra, che ci ha criticato per molte settimane, oggi ha due candidati. Questa è la conseguenza. Noi abbiamo un candidato unico del centrodestra, troviamo sempre la sintesi. Tra gli argomenti affrontati con la stampa poco prima dell'incontro a Palazzo Baccaredda, la sicurezza nelle strade, il problema dei trasporti in Sardegna, l'autonomia differenziata, per la quale Forza Italia esprime parere favorevole. La Sardegna ha uno statuto speciale, io non vedo perché temere una concessione di maggiori poteri ad altre regioni, che devono marciare parallelamente allo stanziamento di risorse che garantiscono i livelli essenziali delle prestazioni. Una stoccata infine al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che accusa l'esecutivo Meloni di essere il governo delle tasse. Le tasse non sono state aumentate, quindi Conte è un bugiardo perché dice delle cose che non sono vere. Conte è un bugiardo perché sta qui in Sardegna, dove si è candidato l'ex presidente della regione Soru, esponente ormai storico possiamo dire della sinistra, e un esponente del suo movimento. La sinistra ha due candidati, noi ne abbiamo uno solo. I grillini hanno rappresentato una delle pagine più oscure della vita democratica italiana, baciati da un immeritato consenso che spero stia scemando